Monza e SPV Viareggio in questa gara numero 5. Partite che finora ci hanno riservato emozioni e gran bel gioco. Adesso andremo a vedere chi sono i protagonisti di questo match che veniamo a commentare. Sono Domenico Tomba, sempre buon giovedì mattina qui dal Paladino di Valdagno, arbitra l'incontro Sergio Nicoletti di Trissino. Cominciamo con il Viareggio, con il numero 1 Filippo Poletti, il 29 Lorenzo Cortesi, il 9 Jonas Cinquini, il 4 Brando Del Medico, il 6 Mattia Menegatti, il 27 Matteo Corsi, il 12 Francesco Poletti, il 18 Mattia Bicicchi, il 7 Riccardo Biancucci, il 54 l'altro portiere Jacopo Mascherpa, gli allenatori Alessandro Martini e Andrea Biagi. In tenuta nera inserti rossi per l'SPV sulla destra dei vostri schermi, a sinistra in maglia bianca rosso-blu l'HRC Monza. Il numero 1 è il portiere, il capitano Luca Borgonovo, il 5 Giulio Piccoli, il 4 Marco Gariboldi, il 7 Ottavio Ponti, l'8 Carlo Maria Riva, il 2 Tommaso San Giovanni, l'altro portiere Mattia Stien, il 6 Michele Pesavento, l'allenatore Richard Lorenzo Alberto. Tutto pronto, dicevamo dirige Sergio Nicoletti di Trissino. Vediamo come partono le due formazioni. Viareggio con Filippo Poletti in porta, con il 29 Lorenzo Cortesi, il 18 è Bicicchi, il 12 Francesco Poletti e il 9 Jonas Cinquini. Risponde Monza con Borgonovo tra i pali, Luca Borgonovo, Piccoli Pesavento. Appena riusciamo ad individuarli, portate pazienza, Ottavio Ponti con il 7 e con il 4 Marco Gariboldi. Piccoli che intanto riconquista palla per il Monza, un Monza che è un po' a ranghi ridotti, manca alle uva, mancano gli argentini. Michele Pesavento ci prova subito. Michele Pesavento che è il giocatore che dal punto di vista esperienza assieme a Piccoli è un po' l'ossatura di questo Monza, del Monza che vediamo qui oggi al Paladino del Valdagno in questa gara numero 5 della prima giornata delle fasi finali del campionato italiano Under 23, che finora ha riservato bel gioco e emozioni qui per chi è sugli spalti. Dobici che si gira trova Poletti. Dicevamo Viareggio in tenuta nera, inserti rossi. Attenzione Poletti, numero Borgonovo a dire di no. Poi Ponti, Pesavento giù a cercare Piccoli, naturalmente parliamo di Giulio Piccoli. Il gemello Gioele ha giocato ieri sera a gara 2 di ritorno contro Lodi, finita ai rigori per il Lodi. Attenzione Piccoli, prova la conclusione, trova Poletti pronto. E Cinquini con Pesavento, palla in tribuna, fischia Sergio Nicoletti. Intanto vi riassumeremo al primo time out i risultati finora su questo parquet di questa prima giornata di campionato. Bicicchi, Mattia Bicicchi, Cinquini, il contrasto lì, fischia Nicoletti. Contrasto con Marco Gariboldi. Tanto ancora Bicicchi per Viareggio a gestire pallina sul passaggio di Poletti. La riconquista Monza con Piccoli che mette in movimento Ponti. Ponti l'intesa con Gariboldi.
poi Piccoli tutto regolare, Bicicchi giù per Poletti, ma Michele Pesavento è il primo ad arrivare sulla pallina e poi fa tranquillamente ripartire con l'appoggio di Piccoli. Ancora Michele Pesavento che sgroppa nella prateria qui e prova a sorprendere Poletti, in tempo a mettere il patino nella girata. Michele Pesavento, se ne sono andati i primi 3 minuti di questa Monza Viareggio. Tanto Poletti che va giù, Pesavento che riparte, non riesce allo scambio con Gariboldi. Poi ancora Piccoli, Pesavento, Poletti la recupera, Jonas Cinquini passa la linea di metà campo, l'appoggio verso Bicicchi. Mattia Bicicchi, il numero 18 di questa formazione. Ancora Pesavento, riporta avanti Monza. Ritmi abbastanza blandi, adesso caldo che si fa un po' sentire probabilmente anche in pista. Formazioni comunque per ora molto guardinghe entrambe. Pesavento che ci prova, l'intercetto proprio di Mattia Bicicchi che trova Cinquini dall'altra parte. Cinquini il numero, Bicicchi può provare la conclusione, sbroglia Pesavento. E poi un tentativo da parte del Monza, Ponti a cercare Gariboldi. Ponti su Poletti che ha la meglio, in modo irregolare. Adesso fuori Ottavio Ponti, dentro Carlo Maria Riva. Ad accentrarsi Poletti, palla che finisce fuori, proprio fuori dal palazzetto. Al recupero in curva nord, Papacrocco che la rimette in campo. Bicicchi sulla palla insieme a Lorenzo Cortesi, la gestisce lui. Poletti e Bicicchi. Può andare al tiro Bicicchi, stava quasi per sorprendere Borgonovo che deve distendersi per stoppare la conclusione viareggina. Cinquini e Piccoli alla gestione, alla meglio Jonas, ma poi torna su di lui Gariboldi, fa ripartire Piccoli. Ancora Piccoli, numero Cinquini, ancora l'intuizione, riesce a chiudere la linea di passaggio Piccoli. Gariboldi per Riva, Poletti la recupera sul contrasto alla balaustra. Ancora Bicicchi, un po' il playmaker di questa formazione assieme a Poletti. Naturalmente quando parliamo di Poletti parliamo dell'uomo di movimento di Francesco Poletti, capitano con il 12, in porta c'è Pippo. Ancora Viareggio, la manovra proprio con Poletti. Bicicchi va giù, poi Cinquini la sradica alla stecca di Gariboldi. Poletti prova la conclusione, finisce non di molto a lato della porta difesa dal numero 1 del Monza, Luca Borgonovo. Monza che gioca nel palazzetto di Biassono, ripeto è in modalità ridotta rispetto alle reali potenzialità under 23 di questa formazione. Recupera palla proprio sul fallo Carlo Maria Riva. Adesso vediamo se Monza si affiderà alle conclusioni da lontano di Michele Pesavento, che ha la classica castagnata Nicoletti a discutere con Michele Pesavento, che
lui monzese, ma un Monza a trazione veneta con Piccoli e Pesavento. Intanto Poletti lo stoppa, poi Riva, potenziale 2 contro 1 per Pesavento, il controllo non perfetto da parte di Michele, può ripartire Viareggio con Poletti, trova l'opposizione di Marco Gariboldi con i pattini e può ripartire la trama offensiva della formazione toscana. Bicicchi prova ad andare giù, Cinquini, Poletti, Pesavento in interdizione sul passaggio di ritorno di Bicicchi, mette in movimento Piccoli che accelera, taglia tutta l'area, Giulio Piccoli, lo scarico fuori Riva. Può provare la conclusione, ma capisce tutto Capitan Poletti che fa Bicicchi, fa ripartire Cinquini. Jonas Cinquini ancora in possesso palla, restituisce proprio Bicicchi che prova a metterla bassa per una potenziale spizzata lì in area. Riva, attenzione intanto il numero, il tentativo Pesavento, Piccoli, arriva ancora Pesavento, Monza che si muove bene, si fa tentare dal tiro Pesavento, attenzione, la mette bassa per Riva, era ottima l'idea ma Riva non riesce a concludere alle spalle di Poletti. E ora Jonas Cinquini che fa ripartire Viareggio, Cortesi, Poletti con il neoentrato Brando Del Medico. Attenzione lì, occasione ghiotta proprio per Del Medico appena entrato, ma Borgonovo dice di no. Ora Capitan Poletti a cercare Del Medico, Cortesi, ancora Del Medico, ne è entrato, ne salta un paio, torna sui suoi passi, prova Cortesi dalla distanza, non trova la porta e allora Monza con Piccoli, fa tutto lui, attenzione, grande assist dentro, si chiude perfettamente lo schema, passa Monza, Piccoli per Riva, appostato sul palo, tocco morbido e palla nel sacco. Monza avanti 1-0, la rete di Carlo Maria Riva sull'assist di Giulio Piccoli. Si sblocca il risultato di questa gara 5. Quando mancano a metà circa di questo primo tempo, 10:47 da giocare, passa Monza grazie a un'idea di Piccoli e un bel assist sul palo lontano a spiazzare il portiere. Ora c'è il time out chiesto dal Viareggio. Gli altri risultati della giornata: in gara 1 Breganze 4, Viareggio 1, Castiglione Seregno 1-3, nel senso Seregno ha battuto Castiglione 3-1, Giovinazzo ha battuto Correggio 5-2 e nella gara precedente a questa Valdagno 6-2 sul Sarzana con un gol in inferiorità numerica di Thiago Sanchez. Tanto Monza che riparte dopo il vantaggio. È entrato Ponti, Pesavento, scadono i 10 per uscire. Una fiammata di Giulio Piccoli a cercare e trovare il gol sull'assist per Riva, poi l'ha insaccata alle spalle di Poletti. Ma Viareggio che
naturalmente non ci sta. Poletti prova ad accelerare la botta di Poletti, che risposta di Borgonovo qui col guantone distinto, gran pallina. Intanto viene fischiato un bracco irregolare, probabilmente Cinquini su Ponti. Riprende l'incontro Pesavento, l'idea dentro per Riva ancora, l'autore della prima rete, che finora decide questo Monza-Viareggio. Del Medico prova palla bassa lì, ma a buona sorte Borgonovo in ripartenza, lo arriva, cambia lato su Pesavento. L'idea per l'appostato Ottavio Ponti, ci mette una stecca proprio Poletti. Attenzione Pesavento, fallo di squadra commesso da Michele Pesavento. Rientra intanto Bicicchi e esce Jonas Cinquini. Viareggio che riparte con il suo capitano Poletti. Ancora lui, prova a cambiare lato, traversa clamorosa qui. Era ottima l'intuizione, l'idea di Poletti. Il Medico, pallina che si impenna, torna nelle stecche del Monza con Piccoli a gestire. Supera la metà campo Giulio Piccoli. Ancora Poletti, da solo contro 3 cerca il tunnel, non lo trova. E allora riparte Monza, Ponti. Gariboldi la mette al centro, era buona l'idea per Riva, ma capisce tutto Bicicchi, che riparte, prova la conclusione rasoiata bassa lì, non trova la porta. Intanto c'è un cambio nelle file del Viareggio. È entrato con il 27 Matteo Corsi. Time out chiesto dal coach monzese Lorenzo Risciart. Da primo piano adesso invece sul Viareggio. Con papà Poletti all'abbeveraggio dei suoi. 1-0 dopo 13 minuti, 7:56, 12, 7:56 ancora da giocare qui in questo primo tempo. Situazione falli, ne ha 3 Monza, 1 solo Viareggio. Per Sergio Nicoletti una partita relativamente semplice, un po' meno semplice è stata quella tra Valdagno e Sarzana, ottimamente gestita, anche se poi, ripeto, è stato un incontro, il debutto dei padroni di casa davanti al proprio pubblico sulla pista del Paralido. Bicicchi intanto recupera bene palla, l'apertura per Riva, bel recupero di Gariboldi. Ponti prova ad andare lui, retroporta, Riva la riconquista, fa già pallina qui Ottavio Ponti, poi Riva, Gariboldi.
e Piccoli. Piccoli in velocità, si accentra Piccoli, la risposta di Poletti è andato anche al tiro. Capitan Poletti, siamo già nella tre quarti del Monza. Borgonovo, bel intervento, la palla arrivava nascosta alla sua destra. Giulio Piccoli, Gariboldi lotta lì con Poletti che gli ruba palla e riparte, potenziale 3 contro 2 per i suoi. Rasoiata bassa di Poletti, il capitano ci pensa lui. 1-1. E 23 da giocare, pallina nascosta e veloce che arriva raso terra. Poletti fa 1-1, che tutto sommato finora è un equilibrio sostanziale che è uscito su un paio di episodi. Formazioni che si controllano a vicenda. Ritmi per ora diciamo accademici, a parte un paio di folate offensive. C'è un po' questa gestione dello schema, è stata una bella conclusione. Michele Pesavento adesso ci pensa lui, idea dentro per Ottavio Ponti, la stecca di Poletti che aveva compreso il passaggio stavolta. Fanno tutti i Poletti in attacco e in difesa. Col Papi in panchina, sta SPV. Intanto per il vantaggio, pallina che rimane al Monza, Pesavento, Gariboldi. Si ferma lo scarico ancora per Pesavento, squadra abbastanza larga. Adesso Viareggio, la castagnata di Pesavento, Poletti che si oppone. Ancora Michele Pesavento che riconquista pallina, scarica su Gariboldi che ha spazio, stoppato da Del Melico al momento del tiro. Piccoli, ora Gariboldi prova a metterla in mezzo, Poletti 3 contro 2, attenzione, alla meglio Ponti, fa ripartire sempre Pesavento, non vuole correre rischi, intanto Pesavento la recupera ancora. Giulio Piccoli e Michele Pesavento sono dentro dal primo minuto, niente cambi per loro nella economia della gestione della partita quando mancano 4:22 da giocare e Monza e Viareggio sono sull'1-1. Nella fase a gironi è prevista anche la possibilità del pareggio. Michele Pesavento si fa tentare dal tiro, bomba, palla in tribuna. Mentre ci arriva anche qualche coro monzese qui dalle tribune del Palalido. Time out chiesto da Alessandro Martini, il coach viareggino. Formazione sull'1-1 a 4:03 dalla fine. Tanto la regia ci propone qualche highlight di questo, eccolo qua, il gol di Poletti. Passa tra il guantone e il corpo di Borgonovo.
Interessante poter apprezzare questi dettagli con i replay in alta risoluzione proposti da Filippo Zattera. Con l'attenta supervisione del comandante Flavio, le riprese sono sempre di Robertone Bauce. Questa è la squadra, la voce è quella di Domenico Tomba, questa è la squadra schierata stamattina. Siamo Pozzano, attenzione Poletti, può caricare Borgonovo con i gambali, dall'altra parte l'asse Pesavento Piccoli, gran recupero di pallina, poi va giù in area. Tutto regolare per Sergio Nicoletti, trissinese anche lui come Piccoli. Tanto Ponti si ferma sull'angolo basso alla destra di Poletti, scarica per Gariboldi, tutto fermo, fallo di squadra. Non sente ragione Sergio Nicoletti, chiede la possibilità di pulire la visiera Pippo Poletti. 3:06 da giocare qui al Palido di Valdagno in questa sesta gara. Scusate, quinta competizione tra Monza e Viareggio. Intanto ritorniamo in diretta, è rientrato Bicicchi del medico Poletti. Brando del medico, il numero 4, eccolo qua in possesso pallina. Il suo capitano, l'autore del gol che finora decide l'incontro, break Poletti, ci mette la stecca Bicicchi. Stava diventando velenosissimo questo contropiede 2 contro 1. Ha rimediato la difesa del Viareggio. Ancora Gariboldi per Pesavento, adesso Fasi al piccolo trotto in questo finale di primo tempo, 2:25 ancora da giocare. Attenzione a Pesavento, la botta, stoppato proprio da Poletti in fase di conclusione. Michele Pesavento, Piccoli che può trovare vie centrali, fa tutto lui. Anche Poletti fa il suo dovere, Pippo Poletti dice di no. Poi Brando del medico fermato da Gariboldi che riparte, prova il tiro, gli risponde ancora Poletti, insidiosissima conclusione. Piccoli, Pesavento a gestire sempre nella sua tre quarti in questi 1:40 alla fine. Tanto Poletti sradica palla, Gariboldi si presenta dalle parti di Borgonovo, Bicicchi, palla che resta al possesso viareggino. Cinquini per Bicicchi, ancora Cinquini, Jonas Cinquini, Poletti, Bicicchi. Adesso Monza un po' di pressione la prova a mettere con Ponti, ma finora la gestione pallina del medico. Bicicchi, non c'è nessuno lì davanti, deve inventarsi qualcosa. Bicicchi stoppato al momento del tiro. Giulio Piccoli, comincia l'ultimo minuto di questo primo tempo. Il duello Jonas Cinquini, attenzione, palo incredibile, a botta sicura di Poletti e poi palla che esce, palo interno ma non entra la pallina. A 39 secondi, occasionissima Viareggio. Monza un po' sulle gambe, è un Monza che ha la panchina decisamente più corta rispetto al Viareggio, quindi deve avere una gestione anche più accorta delle risorse in generale. Del medico, prova ad andare lui, ultimi secondi, attenzione l'errore, Piccoli,
Poletti, una parata che vale un gol. Era andato 1 contro 1 testa a testa. Sette decimi ancora da giocare. Finisce qui questo primo tempo. Monza e Viareggio sull'1-1 le reti, l'apertura a 10:47 di Riva sull'assist di Piccoli, a 6:23 il gol di Poletti, risultato fissato sull'1-1. Risentirci tra qualche minuto.
Ben ricollegati in diretta con il Palio di Valdagno, ancora buon giovedì mattina, anzi quasi pomeriggio ormai, perde un po' la cognizione del tempo qui dalle tribune stampa del Palalido. Monza e Viareggio, primo tempo 1-1, al gol di Riva ha risposto il gol di Poletti. Formazioni che ripartono, andiamo a vedere anche come si schierano i due quintetti, cominciando dal Monza, Luca Borgonovo che è anche il capitano in porta. Piccoli e Pesavento, l'asse centrale di questo Monza, assieme a Gariboldi e Ponti. Eccolo qua Gariboldi con questa palla, la mette anche dalle parti di Poletti che deve impegnarsi. Dall'altra parte Viareggio con Filippo Poletti in porta, il capitano Francesco Poletti che è il numero 12, 18 Bicicchi in possesso pallone, 9 Jonas Cinquini, il 29 Lorenzo Cortesi. I quintetti base per questo inizio di secondo tempo, un primo tempo sostanzialmente molto equilibrato, giocato nella seconda parte al piccolo trotto, tenendo presente anche che per Viareggio è il secondo incontro. Hanno infatti aperto alle 9 con Breganze, perdendo 4-1 contro i campioni in carica breganzesi. Il fallo di Sergio Nicoletti fischiato da il direttore di gara. Poi Poletti, risposta di Borgonovo, pallina forte centrale a mezza altezza, Piccoli da solo, numero, scarico per Gariboldi, Michele Pesavento. Forte e preciso l'assist verso Ponti, ma scadono i 5. Evidente il gesto del direttore di gara. E allora Cortesi per Poletti, poi Bicicchi, ancora Cortesi, cerca Cinquini giù, il contrasto di Pesavento, giravolta e riparte la botta di Pesavento, palla che resta lì, potenziale 3 contro 2, attenzione un po' scoperta adesso Monza, Cinquini per cercare Cortesi che è un 50 cm troppo indietro per poter colpire alle spalle di Borgonovo. Ancora Poletti, la palla che si impenna lì, pericolosissima, non entra, deviazione con i gambali. Ancora Giulio Piccoli, incrocia il passo, giù per Pesavento, cerca Piccoli dall'altra parte. Sono loro due l'asse portante di questa formazione under 23 monzese che, l'abbiamo ribadito prima, manca alle uva, mancano gli argentini e quindi è un po' a ranghi ridotti anche per quello che riguarda i cambi. Tanto Jonas Cinquini che recupera pallina, prova a ripresentarsi dalle parti di Borgonovo, ci mette una pezza a Pesavento con l'aiuto di Ponti, scusate. Ancora Pesavento, si fa tentare dal tiro, poi arriva una pallina dalle parti di Ponti, gestita però dalla difesa con Cinquini. Piccoli prova, mette lì un assist molto interessante, poi esce sulla destra dalla porta difesa da Poletti. Tanto c'è Riva, se non erro, pronto al cancelletto. Pesavento, l'interdizione di Poletti, Francesco Poletti, il capitano viareggino, l'autore della rete che finora decide insieme al gol di Riva l'incontro 1-1 tra Monza e Viareggio dopo 4 minuti di questo secondo tempo. Sono tempi da 20 minuti di gioco effettivo. Idea lì, Cinquini non si avvede, c'era stato un rimpallo, gli aveva messo una pallina proprio sulla stecca. Poletti prova ad accentrarsi, contrasto di Piccoli a dire di no, poi col fisico Giulio Piccoli incrocia il passo e accelera il tricinese. Piccoli dietro per Gariboldi,
che probabilmente non si aspettava tanta generosità. Attenzione a break, intanto Pesavento, Piccoli prova, ancora Poletti, colpito il capitano dal rimpallo. Deve uscire Poletti. Deve affidarsi alle cure dei sanitari, speriamo nulla di grave per il capitano Viareggino, anche perché è uno degli elementi che maggiormente supportano la formazione dell'SPV. Intanto Michele Pesavento fa girare pallina per i boldi della propria tre quarti, la finta su, poi la recupera Del Medico. Del Medico, Cortesi cerca aiuto, deve tornare su Jonas Cinquini, ancora Brando Del Medico, sempre l'appoggio su Cortesi. Adesso attenzione perché manca Poletti, che è un po' il riferimento in attacco e in difesa. Bicicchi intanto in mezzo a 4 non ce la fa. Allora Piccoli riporta su Monza, che guadagna metri. Gariboldi, ancora Pesavento. Scambio tra i due, time out chiesto dal Viareggio. Vuole evidentemente trovare un po' di equilibrio in questo nuovo assetto senza il capitano. Cortesi si impegna, fa fuori un paio di avversari, lo scarico su Bicicchi che prova, direzione di Piccoli in modalità difesa, accelera e riparte bene per Pesavento, è già tornato Cortesi, tentativo al volo, poi Del Medico, Pesavento che la recupera, Bicicchi non riesce a lanciare Cortesi che sta mandando, non c'era nessuno tra lui e Borgonovo. Adesso Piccoli prova, potenziale 3 contro 2, ora Cinquini, Del Medico, la botta di Cinquini, sigilla il palo, Borgonovo sta lì. Siamo già dall'altra parte con Pesavento, ritmi che sono un po' saliti ma si mantengono accademici, se così vogliamo chiamarli. A parte qualche interessante folata offensiva monzese. In questo secondo tempo, in questi primi 7 minuti, le migliori occasioni direi per Viareggio, che adesso però deve rinunciare temporaneamente al suo capitano. e 0-1 ancora da giocare in questo secondo tempo qui al Parido di Valdagno. Monza e Viareggio sull'1-1 in questo secondo tempo. Finora un po' di batti e ribatti, ma grosse cose non ne abbiamo viste. Situazione falli 5 per Monza, 1 solo per Viareggio. È un Monza che gioca e vive sull'asse Piccoli Pesavento, panchina un po' corta. Suona la sirena facendo Nicoletti di ricominciare. Palla che è nelle stecche del Viareggio con Del Medico. Giù per Jonas Cinquini.
ancora Bicicchi, conta 5 Nicoletti, si ripartirà dal bellissima la mimica e il dialogo di Sergio, spesso è anche qui dalla tribuna stampa apprezzabile. Voleva battere dalla zona di difesa, ma 5 secondi a zona d'attacco. Piccoli, Cinquini che fa ripartire Del Medico, poi vede Bicicchi giù, è già riuscito a tornare il Monza, che ha dentro adesso Carlo Maria Riva, l'autore della rete, che assieme al pareggio di Poletti decide finora il risultato di questo incontro, che è sull'1-1 quando mancano 12 e 16 da giocare. Cinquini contro Piccoli, alla meglio il trissinese che scarica per pesamento, può andare giù Michele, gran pallina dentro, poi Jonas Cinquini non approfitta del momentaneo vantaggio dell'assist di Poletti. Poletti naturalmente mi riferisco al portiere, perché il capitano è fuori per infortunio momentaneo, un brutto rimpallo. Attenzione, Cinquini stava per avere la pallina buona sulla ribattuta davanti a Borgonovo. Bicicchi prova ad andare via, trovato Cortesi, possesso palla ora a Cortesi, gol! Il gol di Cortesi, rasoiata bassa nel traffico lì, non la vede partire Borgonovo, tutto intorno al portiere, perché questo è un mezzo, chiamiamolo così, mezzo infortunio, ma tant'è nell'hockey pista. 11-21 da giocare, Viareggio in vantaggio. Con il gol di Lorenzo Cortesi. Monza che ovviamente non ci sta, la pareggia dopo 8 secondi e 2-2. Michele Pesavento non ci sta, andiamo a rivedere. Cost to cost qui approfitta di una mezza indecisione proprio di Cortesi, avete le spalle di Poletti, niente da fare, andiamo ad apprezzare anche da questa ripresa ravvicinata l'idea sotto la traversa, niente da fare. E dunque 2 gol in 8 secondi. Vediamo ancora Monza. Ottavio Ponti, Michele Pesavento, l'autore del gol del pareggio, ancora lui dentro per Piccoli, Deona, Gariboldi, non va, ancora Gariboldi deviato. Partita che si è improvvisamente accesa a metà di questo secondo tempo. Momentaneo pareggio, momentaneo vantaggio, momentaneo perché è durato veramente poco, del Viareggio. Immediata risposta di Michele Pesavento che fa 2-2 Monza. Adesso qui è un peccato non avere la possibilità di ascoltare i time out per entrambi i giocatori. Intanto è rientrato Capitan Poletti, vistosa fasciatura per lui, e qua adesso faccio facile a dire che le due reti sono arrivate con Poletti fuori. Comunque un Francesco Poletti che stoicamente ritorna in pista, il capitano del Viareggio. 10:33 da giocare, 2-2 tra Monza e Viareggio, una partita che è vissuta di episodi nell'ultimo minuto, 2 gol in 8 secondi, davvero niente male per le emozioni.
del Medico. Si lamenta un po' Ponti qui, attenzione intanto proprio Poletti, Piccoli. Fallo di squadra, palla che torna nelle stecche del Monza, pantalone blu, maglietta bianca, righe verticali rosso-blu. Tanto scusate, del Medico da solo. Siamo già dall'altra parte, l'altro numero 4 Gariboldi, Poletti a dire di no. Adesso partita che si è accesa, Cortesi prova ancora, stavolta gambale basso di Borgonovo a dire di no. Si è presentata accesa in questi ultimi minuti con il rientro in pista di Capitan Poletti, la pressione adesso, scadono i 5. Torniamo in diretta, momento tecnico per la gestione degli H2 del prossimo incontro, qui sono una dietro l'altra. Attenzione, il tentativo, ancora l'idea verso Cortesi da parte di Riccardo Biancucci, nuovo entrato nelle file del Viareggio, c'è Giulio Piccoli per Michele Pesavento, autore del gol del 2-2. Pesavento deve fermarsi per la pressione di Poletti, adesso va uomo 1 contro 1, corre qualche rischio se vogliamo il Viareggio, però recupera la palla con Del Medico, Poletti davanti a Pesavento, la risposta di Borgonovo col guantone, no, la recupera Cortesi con calma verso il suo capitano che nonostante la fasciatura continua a sciorinare un hockey di pregio. Del Medico, ci riprova Del Medico, la botta alta poi sull'esterno della rete ed è palla 2, time out chiamato proprio dal Monza, 8:21 da giocare, 2-2 tra Hockey Roller Club Monza e SPV Viareggio. Situazione dei falli di squadra, ce ne sono 5 a carico del Monza, 2 soli a carico del Viareggio, intanto un primo piano sulla panchina viareggina. In questa seconda parte del secondo tempo, partita che si è particolarmente accesa dopo le 2 reti in 8 secondi da una parte e dall'altra. Adesso saranno 8 minuti e 20 interessanti a vedere fino alla fine, perché una rete può significare portare a casa 3 punti in questo girone, questa fase a gironi, chiamiamola così. Tanto palla a 2 tra Biancucci e tra i 2 numeri 7, Biancucci e Ponti. Arriva per Piccoli, Pesavento è fuori a rifiatare, d'altra parte quantità di palline toccate incredibili. C'è il gol del Monza, sembrava esterno della rete, il gol che ha segnato a Ottavio Ponti. È un momento importante, l'abbiamo detto, ne mancano 8 alla fine, andiamo a rivedere. Ecco lì, la palla è all'interno, poi la va a controllare, sì, la pallina entra nettamente, si dispera Poletti.
intanto Biancucci per Del Medico, Capitan Poletti alza schiaccia, esterno, palo destro della porta difesa da Borgonovo, Giulio Piccoli, scarico per Gariboldi che prova ad andare via, Marco Gariboldi, questo è Riva, autore della prima rete del Monza, proprio sull'assist di Giulio Piccoli, che adesso scende, supera la metà campo, poi torna sui suoi passi, scarica per Gariboldi che prova a metterla lì, gli risponde Poletti che l'ha vista partire, poi l'idea, tentativo di spizzata di Del Medico, azzurata da Biancucci, Ponti, Cortesi, portapalla per Viareggio, ancora Poletti, ne mancano 6,5 alla fine, ancora lunga, Bicicchi al cancelletto da una parte e dall'altra, tanto lottano Poletti e Piccoli, alla meglio Giulio, che su questo parquet di partite con le giovanili del Trisi ne ha giocate davvero parecchie, assieme a Gioele. Poi l'idea capisce tutto, però Brando Del Medico, Cortesi prova a caricare il tiro, morzata la conclusione, e allora Michele Pesavento, che è rientrato in pista, fallo di squadra, fischiato contro Viareggio, terzo fallo. Arriva per, attenzione, vediamo un po'. Borgonovo cerca di richiamare l'attenzione di Sergio Nicoletti, ci accomodati pure, pulizia della visiera. Con l'aiuto di Jacopo Mascherpa, il supporto tra portieri, tutti questi momenti di pausa che poi possono anche risultare tatticamente importanti. 5,45 da giocare, Monza avanti 3-2. Primo piano per l'arbitro trissinese Sergio Nicoletti, che sta gestendo questa gara 5 delle finali nazionali categoria Under 23 qui al Palio di Valdagno. Monza Viareggio. Comincia a correre il cronometro, Gariboldi prova a far tutto lui, lo stoppa Poletti, adesso è Viareggio all'assalto, Biancucci, Cortesi, poi Poletti ancora, Poletti a Biancucci, la conclusione di Biancucci, si distende Borgonovo, poteva risultare molto insidiosa. Pesavento che non saprà piazzare, come ha fatto in occasione del gol del pareggio, un numero, eccolo qui, va via da solo, si presenta davanti a Poletti che gli dice di no, ancora Capitan Poletti invece dall'altra parte, accompagnata velenosa nel 7, non la vede partire Borgonovo, c'è il pareggio, Viareggio non ci sta, 4,50 da giocare, pareggio viareggino. Il capitano, anche se con questa vistosa fasciatura, la mira la mantiene perfetta.
Poletti ci deve mettere il casco stavolta sul tentativo di Gariboldi. Bicicchi intanto è rientrato, ancora per Poletti che adesso, galvanizzato dalla rete, cerca, è da solo però lì, scarico Cortesi. Bicicchi, Riva, vediamo cosa sceglierà di fare ora Monza, perché qui sul 3-3 se te la giochi un po' tutta, potenziale 2 contro 2. Riva prova, Bicicchi, ci pensa lui invece. Biancucci ha cercato di addomesticare pallina al volo, lì niente da fare, allora Poletti fuori per Cortesi, ancora Bicicchi, adesso fasi un po' concitate, 3:48 alla fine, potenziale 2 contro 1, Pesavento, doppia opzione, Poletti non si fa sorprendere. Ancora Monza che fa girare pallina, Gariboldi, poi non si capiscono con Bicicchi, palla che non si allontana dalla zona offensiva, adesso con Bicicchi, Poletti, Bicicchi, palla in curva sud, scusate, in curva nord. Questo oggi con i punti cardinali a quest'ora dopo 5 partite. Time out Monza con 3 minuti e 11 secondi da giocare. Monza Viareggio 3-3. Primo piano per la formazione viareggina che ha recuperato con il suo capitano, anche se acciaccato, Francesco Poletti. Ha trovato un'accompagnata di precisione, un cecchino in questa situazione, non l'ha vista partire Luca Borgonovo, ha tirato nascosto davanti all'uomo, bella conclusione, e ha trovato il pareggio. Dunque si torna in campo, 3-3 il risultato, 3 minuti e 11 secondi a giocare. Palla in zona d'attacco per Viareggio, Bicicchi con Cinquini, si riparte. Ancora Cinquini che scambia con Bicicchi nell'angolo, prova a uscire adesso Viareggio, Cortesi. Ancora Poletti, rischia qualcosa adesso Viareggio perché praticamente senza ultimo uomo, perdi una palla lì, vanno in porta. No, si tratta di fare una scelta ben precisa dal punto di vista tattico. Piccoli intanto, vede Gariboldi che prova la conclusione e poi recupera anche palla, sbaglia però l'appoggio, penso scadranno i 5. Eccolo qua, non riesce a liberare Giulio Piccoli, scadono i 5 secondi. Dunque doppietta anche per Poletti in questa circostanza, 6:23, 4:50, 6:23 nel primo tempo. I Cinquini, provato un'altra colpo di fino. Piccoli intanto fermato da Bicicchi, attenzione, poteva essere un 2 contro 1 ma è rientrato Michele Pesavento velocemente. Cinquini deve tornare sui suoi passi, adesso molto in proiezione offensiva il Viareggio. Qui Bicicchi ha avuto la pallina del 4-3, Cinquini sradica la palla dai piedi di Piccoli. Conti cerca Gariboldi che esce bene, attenzione, un 2 contro 1 potenziale, Bicicchi, gol di Bicicchi che fa 4-3 Viareggio, e qui c'è il problema per 2 contro 1,
uno dei due tira, non l'ha letta benissimo Borgonovo in questa circostanza, mi aspettavo anch'io il passaggio sinceramente, e invece fa tutto Bicicchi. 1 minuto e mezzo da giocare, andiamo a rivedere, eccolo qua, l'esultanza del numero 18, qui Poletti che sradica pallina, poi la carica bene, si dispera Borgonova, 1,92 secondi, 1,32 da giocare, Bicicchi. Per il 4-3 Viareggio, ora attenzione perché nella precedente circostanza il vantaggio era durato poco, vediamo un po' com'è adesso invece la risposta, ma c'è in campo questo numero 12 che prima non c'era, bisogna dirlo. Risposta intanto di Poletti. Adesso lotta il capitano, l'indomito, va giù Poletti, attenzione, fallo di squadra. (6-3) la situazione falli, non vedremo certamente punizioni prima per il 10°. Attenzione Cortesi, vediamo cosa fa Cortesi, tiene pallina giustamente, ultimo minuto, Cinquini, Cortesi può tenere palla solo 30 secondi però Viareggio, ancora Cinquini, Pesavento al recupero e ce la fa, Michele Pesavento, 40 secondi. Pesavento, la botta, non trova il tocco, la chiama alta, palla che torna per il possesso del Viareggio che può tenerla fino alla fine. Ora Poletti prova ad andare via, fallo di squadra, 7° fallo Monza, giustamente pressione sul portatore di palla perché ne mancano 26,8 alla fine. Fischi 10. Adesso vediamo. Eccoli qui. Piccoli e Pesavento devono tirare fuori il jolly adesso. Pesavento prova ad andare, va giù, tutto regolare. Poletti che lancia Cortesi, che tiene pallina, resiste a una carica, Piccoli che la recupera, Pesavento per gli ultimi 10 secondi. Attenzione ancora lì, il tentativo, Poletti a dire di no. E allora Bicicchi finisce qua, Bicicchi tiene pallina, l'autore della rete del 4-3, Viareggio la porta a casa, gran partite bellissime, però non arrivo a sera se continuo così. Andiamo a recuperare le informazioni di servizio. Primo tempo 1-1 alla rete di Riva, ha risposto Poletti. Nel secondo tempo il vantaggio del Viareggio, poi Pesavento Ponti per il Monza e poi Poletti Bicicchi per chiuderla lì. Bicicchi a 1,32, mette l'ultima. Ribadiamo il risultato: Monza Viareggio 3-4. A risentirci a breve, sempre qui in diretta per il prossimo incontro che sarà Breganze Seregno. Quale Poletti 0? Poletti Filippo? No, Poletti